Terra trema ancora in Croazia. Alle 12:44 ora italiana, una scossa di magnitudo 6.4 della scala Richter con ipocentro a 10 km di profondità per 27 interminabili secondi ha scosso tutta l'area del bacino dell'Adriatico. Le immagini della distruzione del dramma sono subito girate in rete, che riportano alla memoria quelle scene mai cancellate del terribile sisma che tra maggio e settembre del 76 rase al suolo molte località della pedemontana friulana. Crolli e morti. L'epicentro del sisma a Petrinja, a circa 70 km a sud della capitale Zagabria, già colpita ieri da una scossa di 5 gradi dalla scala Richter. Le scene riprese in diretta dalle emittenti croate sul luogo del disastro per raccontare live quello che stava accadendo dopo la scossa hanno ulteriormente portato nelle case il dramma con tutte le sue sfumature. La città e le zone nel raggio di 20 km praticamente rase al suolo. Purtroppo il sisma non ha guardato in faccia mietendo vittime tra la popolazione. In queste ore all'opera migliaia di operatori delle forze dell'ordine, sanitari e volontari che stanno scavando tra le macerie per trarre in salvo le persone intrappolate, estrarre i cadaveri e dare supporto agli sfollati. In arrivo anche il presidente croato Zoran Milanovic e il premier Andrej Plenković. A titolo precauzionale è stata chiusa la centrale nucleare di Krško, tra Slovenia e Croazia, per la valutazione di eventuali danni provocati dal sisma alla struttura. Se quella di ieri ha svegliato alle 6:28 qualcuno dalle braccia di Morfeo, quella di oggi è stata avvertita indistintamente in tutto il Friuli Venezia Giulia, dal mare ai monti, con qualche eccezione, chi vi parla e firma il servizio tra questi, che hanno appreso del sisma dal tam-tam dei social, che pochi secondi dopo il termine hanno avviato le comunicazioni. Tanta paura, ma per fortuna nessun danno. Il ricordo dell'orco latte da queste parti non si è mai sopito, essendo noi terra di terremoti. Sui social la paura si è materializzata con i video postati dagli utenti con i lampadari che ballavano per un paio di minuti. Telefonate sono giunte attraverso il numero unico d'emergenza 112 alle sale operative dei vari comandi provinciali dei Vigili del Fuoco. Dai primi sopralluoghi non si segnalano danni. Il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia, Riccardo Riccardi, con un tweet ha già comunicato al Presidente del Consiglio Conte e al Viminale che la colonna mobile di emergenza della Protezione Civile regionale è pronta a partire verso le zone colpite dal terremoto, se richiesto. Per non farci mancare nulla, una scossa di 3.4 è stata registrata poi verso le 14:30 con epicentro a 3 km da Isola della Scala, in provincia di Verona. Per fortuna né danni né feriti, ma tanto spavento. La Guardia di Finanza di Pordenone ha sequestrato un centinaio di mascherine contraffatte con i loghi di noti brand di alta moda e ha denunciato alla procura 3 persone. I DPI in tessuto sono stati rinvenuti dal nucleo di polizia economico-finanziaria in 2 esercizi commerciali di sartoria e vendita di biancheria con sede a Pordenone e Sacile. Dagli accertamenti è emerso che il fornitore era una società con sede a Fossalta di Piave, attiva nel commercio di tessuti. Durante la perquisizione dell'azienda sono stati scoperti oltre 1.600 metri di stoffe con impresse le stesse false griffe. I titolari delle 2 attività commerciali pordenonesi e rappresentante legale della società veneta sono indagati per introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi e per ricettazione. I loghi delle case di moda riportati sul tessuto palesavano una qualità di riproduzione particolarmente elevata, tale da renderli difficilmente distinguibili da quelli originali. Le mascherine facciali prodotte venivano vendute a 10 euro al pezzo, prezzo quasi 20 volte inferiore a quello dei prodotti originali. Sfiorano quasi le 1.700 unità le prenotazioni effettuate dalle categorie prioritarie del settore sanitario e socio-sanitario del Friuli Venezia Giulia per sottoporsi al vaccino come previsto dal Piano Nazionale. Il dato, aggiornato alle 19:30 di ieri, primo giorno disponibile per le prenotazioni, è stato reso noto dal vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia Riccardo Riccardi. Nello specifico, ha spiegato Riccardi, sono state effettuate 1.674 prenotazioni, di cui 561 a Pordenone, 560 a Udine, 320 a Trieste, 170 a Monfalcone e 63 a Tolmezzo. E con questo è tutto, grazie come sempre per la visione e l'ascolto e vi diamo appuntamento alla prossima edizione.